E mi sono imbattuto con una porta aperta che la sera avevo trovato chiusa e un'altra che va verso l'esterno, anche quella aperta. In quel momento ho alzato lo sguardo e vedevo la sagoma di una persona che si dava alla fuga, per cui il malvivente era ancora qui dentro e non sono riuscito ad acciuffarlo, ma mancava poco. Il ladro in fuga all'interno del patronato e tantissimi danni, Don Saverio Turato, parroco di Grande, si è trovato faccia a faccia con il ladro domenica mattina, prima della messa. Il sacerdote nella notte aveva sentito l'allarme e si era alzato per controllare, ma sembrava tutto in ordine. La mattina dopo però la scoperta non solo del furto, ma anche dei vandalismi. Il ladro forse si era nascosto all'interno e vi è rimasto per tutta la notte. Con un estintore ha infranto i vetri delle porte delle varie stanze, poi ha forzato il registratore di cassa del bar per rubare i soldi all'interno, un bottino di nemmeno 50 euro, poi la fuga in ciabatte dopo aver fatto anche colazione. Don Saverio, sotto shock dopo l'omelia, ha raccontato l'episodio ai parrocchiani che hanno subito deciso di aiutarlo a sistemare il patronato. I danni sono tanti perché le porte sono attrezzate di vetri un po' speciali, per cui adesso sono tutti da ripristinare. Vediamo il lato positivo di questa esperienza, nel senso il dolore mio e anche della comunità, perché è un qualcosa, non dico di sacro, però importante, perché è un punto di riferimento della nostra parrocchia di Grande, soprattutto la domenica mattina. E si sono prodigati così subito nel riordino dei locali, degli ambienti, perché immaginate schegge di vetro ovunque e tante cose in disordine, per cui ecco, sono stati davvero molto bravi.